Siamo tornati in diretta dalle Toianni, chiedo scusa, ci sono problemi di rete. Siamo 12:15. Le Toianni che continua a rispondere. Time out chiesto da coach Polimeni, 14:15. (14-16) Lagana al servizio per la Jolly. Ricevuta bene, ma si addormenta. Le Toianni permette il 17° punto alla Jolly. Time out stavolta fischiato da coach Centonze. Jolly che attacca con Limberger. Il muro di Nicolas Nardi si fa sentire. 15-18. Ecco qua il replay. Limberger al servizio per la Jolly. Attacca forte, la tiene bene Ruggeri, ma c'è ancora Nicolas Nardi. 2 muri consecutivi per lui. 15-19. Ancora Limberger. Sempre forte, stavolta non sul libero. Attacca le Toianni.
recupera Chillemi come può, poi Letojanni regala il pallone alla Jolly che lo può sfruttare con Laganà e non lo poteva sfruttare meglio l'opposto della Jolly. 15-20, errore qua del Letojanni, ha regalato il pallone alla Jolly e poi addirittura non ha murato Laganà e Laganà senza muro crea danni. 15-20, Limberger al servizio per la Jolly. Ancora forte, sempre in quella zona. Attacca a Letojanni, c'è Chillemi, bravo con i suoi riflessi. Laganà schiaccia, pallone che viene recuperato, poi il muro non può fare nulla sull'attacco da posto 2 del Letojanni. 16-20, purtroppo non riesco a vedere i numeri. Princiotta al servizio, Flot su Chillemi, sceglie Nardi, poi l'attacco del Letojanni che viene murato da Matteus Dall'Agnol, ancora muro Jolly e stavolta con Alessandro Bellucci. 16-21. Nardi al servizio, stavolta Bellucci non poteva fare nulla, pallone che gli carambola sul braccio. 17-21. Cambio nel Letojanni, non vedo i numeri. Battuta jump float, riceve bene Chillemi, poi attacca Laganà e ottiene il mani fuori. 17-22. Bellucci al servizio. Jolly in più uno, jump float, attacco solitario, c'era il muro a 1 ma non il caso. Tocca la rete, Samuele Aprile che si scusa. 18-22. E ancora Letojanni, c'è il cambio, entra di nuovo il numero 13, numero 11 Pino. (18-22). Pino al servizio, sbaglia clamorosamente il servizio, bruttissimo questo errore. Esce Pino e rientra Princiotta. 18-23 per la Jolly, 5 fronti in casa del Letojanni. Matteus Dall'Agnol al servizio, brutta la ricezione, pallone che viene sistemato, free ball per la Jolly. Bellucci che sceglie Laganà, ma una brutta intesa. 19-23, erano tutti e tre schiacciati lì, Bellucci, Laganà e Aprile. Alla fine Bellucci trova una via di mezzo tra Laganà e Aprile. Laganà non poteva farci nulla. Adesso punto a Letojanni che va al servizio, poi manda il pallone out. 19-24, set point per la Jolly 5 fronti. Samuele Aprile al servizio,
però c'è il cambio. Entra Giacomo Varamo al posto di Samuele Aprile. Varamo entra al set point, al servizio. Jump float di Varamo, molto tesa. C'è il muro sempre di Nardi. Ricostruzione Letojanni, muro solitario di Lagana che va a segno. 19-25 il primo set. Jolly in vantaggio di set, 1-0 a Letojanni. 19-25. Finisce qui il primo parziale. E c'è ancora Mazza sotto il seggiolone dell'arbitro. Continuo ad avere problemi di connessione. Squadra di nuovo in campo. Mazza riceve, tentato il colpo centrale di Schipilliti, ma non trova il pallone, colpisce solo la rete. 1-0 per la Jolly Cinquefrondi, che va al servizio con Matteus Dallagnol, ma il pallone va out. 1-1. Schipilliti al servizio per il Letojanni sull'1 pari. Jump float su Chillemi. Bellucci sceglie l'attacco centrale di Samuele Aprile, ma è una palla accompagnata di Alessandro Bellucci. 2-1 il punteggio. Bellucci sceglie, trova la gana, ma è un monster block per quel che riusciamo a vedere. 3-1. Ancora Schipilliti al servizio, riceve Matteus Dallagnol, attacca Limberger, poi c'è altro attacco del Letojanni che ottiene il mani fuori. 4-1. Purtroppo c'ho i giocatori del Letojanni davanti e faccio fatica a vedere. Schipilliti ancora al servizio, serie positiva per il Letojanni su 4-1. Chillemi come può, poi attacca Limberger, c'è la copertura di Schipilliti, attacca ancora Mazza e trova il mani fuori. 5-1. Sempre problemi di connessione. Ci risiamo. Siamo 5-4 per la Jolly che si sta risollevando un po'. Il solito cambio Nicosia con Ruggeri, 2 liberi. Samuele Aprile al servizio. Ho i giocatori del Letojanni davanti, non possiamo farci nulla. Sbaglia la ricezione Princiotta, ma Ruggeri rimedia. Free ball per la Jolly. E attacco centrale molto buono di Nicolas Nardi per quel che è riuscito a vedere. 5 pari.
Serie positiva della Jolly che torna al servizio con Samuele Aprile. Aprile jump float verso Mazza. Squilliti verso Corso che ottiene punto. 6-5. Purtroppo non si è visto nulla. Corso al servizio. Ho provato a sistemare un po' la telecamera, quindi questo non si può fare. (7-5), ancora corsa al servizio per il Letojanni che stavolta va out. 7-6. Può respirare la Jolly, incitata dal pubblico venuto fino a qui. La Ganà al servizio. Riceve bene Ruggeri, poi attacca Corso, pallone recuperato, anzi no, poi la Ganà ha tentato il tutto e per tutto ma la palla non passa, anzi passa ma dall'altra parte dell'asta. 8-6. Mazza al servizio per la Jolly. Per la Jolly, sì, per il Letojanni. Matteo Dallagnoli riceve, Bellucci sceglie Nicolas Nardi ma la colpisce male, poi Mazza ma il pallone è out. 8-7. Forte il servizio di Limberger, recupera l'alzatore, poi attacca Corso senza muro. 8-7. 9-7. Due numeri. Servizio di Remo. Ma va out, pallone troppo lungo. 9-8. Nardi la forza su Ruggeri, poi attacca Mazza ma il pallone è out. Mani out. 10-8. Schipilliti al servizio, riceve Matteus Dallagnol, Lazza Bellucci verso proprio Matteus Dallagnol, trova un ottimo attacco. 10-9. Alessandro Bellucci, palla molto flottante, recupera Ruggeri ma è una free ball per la Jolly Cinquefrondi che la sfrutta con la Ganà. Pallone che viene recuperato con Mazza, poi attacca il numero 12 Princiotta, mette a segno l'11° punto per il Letojanni. 11-9. Princiotta al servizio, molto tesa
recupera la Ganà, attacca come può Limberger, attacca corso, c'è Limberger a coprire, Bellucci fa una bruttissima alzata, Limberger come può, 12-9. Princiotta ancora al servizio e il pallone è out. 12-10. Attacco centrale mostruoso di Schipilliti. Lo rivediamo nel replay. Ottimo primo tempo, non può nulla la Jolly, 13-10. Ed è proprio ad andare al servizio Schipilliti. Riceve la Jolly, attacca con Limberger ma c'è il muro. 14-10 e chiama time out il coach Polimeni. Jolly sotto di 4 punti. Time out chiamato dal coach Polimeni. Schipilliti è pronto al servizio. Buona la ricezione, attacca Andrea Bressa, era entrato per la Jolly, non me ne ero accorto. 15-10. Era entrato al posto di Nardi. Ancora Schipilliti ed è Ace, si fa aiutare con il nastro. 16-10, non c'è la Jolly. Cambio di alzatore, esce Alessandro Bellucci, entra Alessandro Tofoli, quindi Jolly con Chillemi, Dallagnol, Limberger dietro e davanti Tofoli, Laganà e Presta. Schipilliti ancora, brutta ricezione della Jolly, prova a recuperare Limberger, non ce la fa, il pallone tocca il soffitto. 17-10. Schipilliti ancora al servizio, serie positiva del Letojanni, non vedo nulla. Chillemi, Tofoli verso Presta, viene murato. 18-10. Chiama l'altro time out a disposizione coach Polimeni. Jolly che ha perso la testa in questo set, non c'è più. Dominio Letojanni, 18-10. Schipilliti al servizio ancora. Riceve Chillemi, Tofoli la alza verso Matteo Bonati. È entrato anche Bonati.
corso e finalmente c'è il muro della Jolly. Quindi 11° punto per la squadra calabrese, 18-11. Al servizio Aprile, jump float ancora, attacco delle Toianni, va out, 18-12. Ancora jump float di Aprile, attacca corso, c'è il muro della Jolly, ma in mani fuori. 19-12. Al servizio proprio corso. Ancora forte, riceve Chillemi, Toffoli sceglie e trova Lagana, ma il pallone è out. Purtroppo Lagana non ha potuto schiacciare al suo meglio. 20-12, ancora le Toianni, corso al servizio, out, 20-13. Servizio Lagana, out, 21-13. Mazza al servizio, riceve dall'Agnol, Toffoli sceglie, trova Bonati, attacca Lagana, prova pure a recuperare ma non può fare nulla. 21-13, dominio totale delle Toianni in questo set, non c'è con la testa la Jolly. Mazza ancora al servizio, out, pallone è molto lungo, 22-14. Matteo Bonati su Mazza, Copelliti, Schipelliti, poi l'attacco messo a segno con un mani fuori, 23-14. Sempre Mazza, corto su Bonati, alza in bagger Nardi, attacca dall'Agnol, il pallone viene recuperato e poi pallone out, ma c'è il tocco del muro, non protesta nemmeno la Jolly. 24-14 punteggio. Ancora Mazza al servizio, out, primo set point sprecato delle Toianni. Adesso Jolly che va al servizio con Nicolas Nardi, schiaccia il pallone, out, 24-25-15 il secondo set qui alle Toianni. Pareggia i conti la squadra di casa, 1-1 di set, 25-19 il primo set per la Jolly, 25-15
il secondo set per il Letojanni. Ci sentiamo tra pochissimo. Abbiamo visto il secondo set qua a Letojanni, primo set dominato dalla Jolly che è terminato poi 25-19, secondo set terminato 25-15, ha dominato Letojanni 1-1, una Jolly che aveva perso la testa nello scorso set. Vedremo come rientrerà in campo, se Polimeni dà una scossa ai suoi. Vedremo anche un coach Gentonze, il coach del Letojanni, a dare calma, a dare la sicurezza ai suoi. Come si direbbe nel calcio, 1-1 e palla al centro. e 50, squadre che rientrano in campo. 0-0, 1-1 di set. Si fanno sentire i tifosi della Jolly. Jolly che riparte con il suo 6 e Letojanni anche. Riceve Matteus Dallagnol, Bellucci, sceglie Nardi, c'è la copertura di Nardi stesso. Dallagnol poi attacca Limberger, c'è un'altra copertura, attacco, c'è Chillemi. Matteus Dallagnol, free ball per il Letojanni. Altro attacco, c'è il muro della Jolly, un'altra copertura. Matteus Dallagnol, Bellucci, sceglie Limberger e il punto è dello Letojanni, non c'è il tocco. 1-0. Abbiamo visto una grande azione, si lamenta Limberger sotto il seggiolo dell'arbitro. Letojanni al terzo set. Riceve Matteus Dallagnol, Bellucci sceglie e trova Nicolas Nardi. Un attacco molto veloce. 1-1. C'è stata la deviazione, ma nessuno è riuscito a prendere il pallone. La Canà al servizio. Pallone che si ferma sulla rete. 2-1. Letojanni. E sbaglia anche Schipilliti.
2-2. Limberger al servizio. La forza non più di tanto. Matteus Dall'Agnol recupera questo pallone a muro, poi Bellucci tocca, un po' di confusione nella Jolly, Bellucci che sceglie Matteus Dall'Agnol, ma c'è il muro del Letojanni, era lì Chillemi, non ce l'ha fatta a sollevare questo pallone. 3-2 per il Letojanni. Eccolo qui, abbiamo visto il replay. Il capitano Schifilliti sotto il seggiolone dell'arbitro. Tutto ok. Non vedo i numeri dell'altra parte. 3-2. Out. Servizio del Letojanni. Di nuovo parità. 3 pari. Nardi al servizio. E si ferma anche la sua sulla rete. Abbiamo avuto di nuovo un problema di rete, ci risiamo. 6 pari. (6-7) in questo momento per la Jolly, incitata dal pubblico della Jolly. Matteus Dall'Agnol ci arriva, bravissimo Chillemi qui, poi la Ganà attacca, ottimo pallone, non può fare nulla il Letojanni, non lo può difendere, la palla tocca il soffitto. 6-8 e chiama timeout coach Centonze. Fa caldo in questo palazzetto molto piccolo, è il palazzetto di una scuola media, la scuola media Enrico Fermi di Letojanni. 6-8 il punteggio. Timeout chiesto da coach Centonze. Squadre che rientrano in campo. Jolly al servizio, Matteus Dall'Agnol. Jump float, quindi non la forza. Pallone recuperato da Limberger. La Ganà schiaccia, c'è il tocco del muro. E Jolly che si porta a più 3. 6-9. Eccolo qua, l'abbiamo visto. Il punto della Ganà. Matteus Dall'Agnol ancora. Schifilliti sceglie l'attacco centrale, ottiene ancora attacco centrale, ma stavolta non c'è la copertura. Sì. 7-9. Sembrava non avesse fischiato l'arbitro in mezzo a tutta questa confusione. La corta verso Chillemi, sceglie l'attacco centrale Bellucci. Samuele Aprile attacca male e non c'è tocco. 8-9. Matteus Dall'Agnol riceve, Bellucci sceglie la Ganà che attacca e fa uso ancora una volta delle mani del muro. 8-10. Jolly che ora va al servizio con Samuele Aprile. Alla vostra sinistra non si vede,
Eccolo qua. E sbaglia il servizio. Letojanni di nuovo -1, 9-10. Mateus Dall'Agnol, Bellucci, sceglie ancora Limberger. Pallone che viene recuperato con un miracolo delle Letojanni. Pipe di Mateus Dall'Agnol, messa a segno. E qua era un po' scomposta Letojanni dopo quel recupero. E allora Bellucci sceglie bene Mateus Dall'Agnol che con una pipe mette a segno. 9-11. Polimeni che viene ad abbracciare Samuele Aprile qua nel quadrato di riscaldamento dei giocatori. Incitato Samuele Aprile. 9-11. Muro di Nicolas Nardi. 9-12. Ancora Jolly. Si fanno sentire i tifosi della Jolly. La Ganà al servizio. Oh! Ace secco di Laganà. 9-13. È stato bellissimo vederlo. Guardate, avete il replay anche. E altro time out. 9-13. Chiamato da coach Gentonze. Quindi li ha fischiati già tutte e due. Squadre pronte a rientrare in campo. Jolly pronto a battere con il suo opposto Laganà. Ancora forte, sempre sul libero. Pallone che non viene recuperato. E quindi Laganà ancora forte, 9-14. Ci ha provato Ruggeri e poi anche Lazzatore Schifilliti a passare dall'altra parte del campo per recuperare il pallone, non ce l'ha fatta. 9-14, Laganà ancora forte, sempre sul libero, Schifilliti come può e Bellucci approfitta di questo pallone in aria che non era di nessuno, lo fa suo. 9-15. Eccolo qua, abbiamo rivisto il replay. Bravissimo il setter 5 frondese in questa occasione. L'urlo dei tifosi. Laganà pronta al servizio, ma chiesta formazione da parte del Letojanni. Ora si può ricominciare, tutto ok. 9-15, Laganà al servizio. Sempre forte, sempre sul libero. Tacco centrale, viene recuperato da Mateus Dall'Agnol. Tacca Limberger come può. In costruzione Letojanni, c'è sempre il muro della Jolly. Attacca e c'è un altro monster block. Eccezionale. 9-16. Sempre Laganà al servizio. È la rotazione più pericolosa per il Letojanni. Eccolo qua, sempre sul libero. Out. L'attacco del Letojanni. No. 9-17. Ha chiamato invasione l'arbitro. Quindi interrotta la striscia positiva della Jolly. Il pallone era out, in ogni caso c'è stato il tocco
del muro della Jolly sulla rete. Servizio con Schipilliti. E out. Ha provato la jump float. Troppo profonda. 10-17. Limberger al servizio. Ancora forte, preso di mira il libero Ruggeri. La Gana tenta il recupero, non riesce a sollevare abbastanza il pallone. 11-17. Asciugato il campo dalla parte della Jolly, quindi al servizio delle Toianni. Poi Chillemi recupera, Bellucci bravissimo a mettere la palla di là con una ricezione complicata di Chillemi. 11-18, impreparata la difesa delle Toianni. Eccolo qua, abbiamo visto il replay del punto del alzatore della Jolly. Adesso per la Jolly Nardi al servizio sull'11-18. Molto tesa. Out? No, è in. 12-18. Ottimo attacco delle Toianni. Vediamo il replay, sì, è in. Pallone corto, Chillemi sbaglia un po' la ricezione, poi la Gana che viene murato. 13-18, prova a risollevarsi le Toianni. Ha sbagliato Chillemi in questa occasione, ha fatto una brutta ricezione. 13-18, out il pallone, lascia sfilare Limberger. 19esimo punto per la Jolly, quindi 19 chi batte, 13 chi riceve. Jolly in +1. Bellucci al servizio. Sempre preso di mira il libero, attacco centrale out. Primo tempo del Letojanni. Cerca di accorciare il più possibile il centrale delle Toianni con una diagonale. La palla va out. 13-20, sempre Bellucci al servizio. Ancora tesa, una bella palla flottante che viene recuperata. C'è pure l'attacco, c'è Chillemi, però nessuno può recuperare il pallone. 14-20. Punto della Jolly, servizio out. 14-21. È stata una palla un po' insidiosa, alla fine lascia sfilare la Gana e fa bene. Mateus Dall'Agnol per la Jolly. Attacco centrale buono delle Toianni. 15-21. In pipe questo attacco che trova l'incrocio delle linee. 15-21. Mateus Dall'Agnol, poi Bellucci per Limberger che viene murato. 16-21. Riceve Mateus Dall'Agnol ancora, poi Limberger che stavolta fa buon uso delle mani del muro avversario.
quindi trova il mani fuori. 16-22. Esce Chilleme e rientra Nardi, perché al servizio c'è il centrale, l'altro centrale, Samuele Aprile. Attacco delle Toianni, Murato, ancora le Toianni, di nuovo Muro, e il solito Nicolas Nardi che assieme a Laganà tocca il pallone, cade nel campo delle Toianni, quindi 23esimo punto per la Jolly. Samuele Aprile al servizio. Pallone che viene recuperato, free ball per la Jolly, Nardi, Bellucci, sceglie Laganà con il muro a 1, ma il pallone viene recuperato molto bene. Poi Mateus Dallagnol, Bellucci, sceglie la pipe proprio del brasiliano Mateus Dallagnol. Siamo alla seconda pipe della Jolly, e seconda messa a segno. Bravo Bellucci a smistare questo pallone. 16-24. Samuele Aprile, ancora. Ricevuta bene la palla flottante di Aprile, un ottimo attacco da parte di Princiotta. 17-24, primo set point sprecato della Jolly. Proprio Princiotta al servizio. Mateus Dallagnol riceve, Bellucci la smista per Laganà, trova il pallonetto, c'è il recupero del pallone. Poi Chillemi, bravissimo, però Bellucci non ce la fa, era un po' fuori equilibrio e quindi colpisce il pallone come può. In bugger la manda sul soffitto. 18-24, altro set point sprecato della Jolly. E quindi di nuovo le Toianni e di nuovo con Princiotta al servizio. E sbaglia. Si chiude qui il terzo set in diretta da Le Toianni. 18-25 il terzo parziale. Vediamo se riesco ad inquadrarvi il pubblico qui presente. Eccolo qua. Palazzetto strapieno per quello che può ospitare. Quindi ricapitoliamo: primo set 19-25, secondo set 25-16 o 25-15 e terzo e ultimo set 18-25. Ci sentiamo tra pochissimo. Stiamo assistendo ad una partita un po' strana. Abbiamo visto il primo set dominato dalla Jolly, il secondo dalle Toianni e il terzo dominato ancora una volta dalla Jolly. Infatti tutti e tre i parziali sono finiti più o meno in quel modo. 25, 15, 16, 18, più o meno. Siamo sempre lì.
quindi Letojanni che deve respirare. Jolly che carica dal set vinto. 1-2 i set. Fischia il secondo arbitro, scoppia arbitrale proveniente da Frosinone. Zero 1-2. Siamo in diretta dal palazzetto della scuola media Enrico Fermi di Letojanni. Jolly che partirà in +1. Non ci sono cambi nelle due formazioni, quindi i soliti 6 da una parte e dall'altra. Solo che novità, Jolly partirà in +1. E P4 per Letojanni. Tacca corso, punto della Jolly. Chiamata out. 1-0 Jolly. Sì, non sembra ci sia il tocco. Abbiamo visto anche il replay. Al servizio ancora Bellucci. Sempre palla flottante. Su Mazza che va ad attaccare ma viene murato. Mura 1 di Laganà. (2-0) per la Jolly. Bellucci, stavolta il pallone completamente out. Ha colpito male il pallone. 2-1. Sempre Schipilliti al servizio per il Letojanni. Inizia sempre così. Chillemi alza il pallone. Una ricezione facile facile in palleggio. Va a finire sul soffitto. 2 pari. Ancora Schipilliti. Stavolta Chillemi riceve bene. Attacca Matteus Dalagnol. Non c'è il tocco. 3-2. Tre punti consecutivi per il Letojanni. Ancora il servizio con Schipilliti. Free ball regalata e sfruttata. 4-2. Schipilliti, ancora su Chillemi. Bellucci sceglie e trova Matteus Dalagnol senza tocco. 5-2. Rivediamo il replay. Sì, è in mezzo alle braccia forse. 5-2. Out. Stavolta il servizio di Schipilliti. 5-3. Matteus Dalagnol, ancora jump float. Attacco centrale di Remo. Messo a segno. 6-3. Corso al servizio.
Forte su Matteus Dall'Agnol, Bellucci sceglie l'attacco centrale di Samuele Aprile, pallone recuperato, Chillemi alza, Laganà, viene murato ancora una volta, 7-3. Cade proprio sotto di Laganà questo pallone. Ancora corso, Bellucci la smista verso Laganà, tocca la rete, Remo, 7-4. Aprile al servizio. Tacca ancora Remo ed è un altro mani fuori per il Letojanni. 7-4. Si sta rivelando pericoloso Remo sotto rete, l'ex della partita. Mazza, servizio molto forte, la prende Limberger, Bellucci verso Laganà che viene murato sotto gli occhi dell'arbitro, pallone che cade dentro il campo della Jolly. 9-4. E chiama time out coach Polimeni. Sul 9-4. Proprio come nel secondo set, Letojanni va in vantaggio di 5 punti. Nove, 4, le squadre rientrano in campo. Sempre Mazza al servizio. Tocca il nastro. Limberger prova ad inventare una giocata che non gli riesce. 10-4. Mazza al servizio. Mazza che servizio. Mazza che servizio. 11-4. Ace sporco di Mazza. Ancora Mazza, stavolta non la forza più di tanto, la prende Chillemi e attacca Nicolas Nardi che può far respirare la Jolly. 11-6. 11-5. Laganà forte su Mazza e poi non si capiscono, tacca Nardi, la palla è out. 12-5. Palla che aveva toccato il nastro della rete ed è andata out. Remo al servizio, Matteus Dall'Agnol, Bellucci, ancora Nardi, la palla che cade sotto il muro del Letojanni. 12-6.
Prova a recuperare Schifilliti, non ce la fa. 12-7, ace di Limberger. Questa formazione dal capitano Schifilliti. Ancora Limberger, sempre forte su Mazza. Schifilliti, la smista bene, c'è il muro della Jolly, ma non può far nulla. 13-7. Schifilliti su Chillemi. Tacca Matteus Dalagnol, ma copre proprio Schifilliti. E poi la pipe messa a segno. Alzata da Ruggeri in bagger. Palleggio. 14-7. Ottima azione delle Toianni. Le Toianni che è in più uno. Chillemi riceve, Bellucci la smista verso Matteus Dalagnol, mani fuori, può respirare ancora una volta la Jolly. 14-8. Nicolas Nardi la forzerà, tocca il muro, copre Matteus Dalagnol e poi attacca la Ganà. Ancora una volta out, non riesce a prendere le misure l'opposto della Jolly in quella parte del campo. 15-8. E ancora come nel secondo set, cambio di alzatori, esce Alessandro Bellucci, entra Alessandro Tofoli. Servizio Princiotta. Limberger che ha chiesto formazione. Tutto ok. Si può ricominciare sul 15-8. Matteus Dalagnol riceve, attacco centrale di Samuele Aprile. Free ball di Matteus Dalagnol. Recuperato. Tofoli, ancora cercato Samuele Aprile. Attacco, c'è la copertura. Tofoli per la Ganà, la palla va out. 16-8. Ancora chiamato time out dal coach Polimeni. Chiama anche il secondo time out. Mazza va a protestare sotto il seggiolone dell'arbitro. Non dovrebbe protestare, non è nemmeno il capitano. L'arbitro non dà neanche il cartellino. (16-8). Ancora Princiotta al servizio. Porta su Matteus Dalagnol. Tofoli in bagger verso la Ganà. Ancora out. Ho detto io che non riesce a prendere le misure. 16-9.
Toffoli al servizio, jump float. Oh, ottimo attacco centrale di Schipilliti. 17-9. Esce Samuele Aprile, entra Andrea Presta. Al servizio c'è Schipilliti. Chillemi, Toffoli, il pallonetto Matteus Dalagnol. C'è il muro di Andrea Presta. 17-10. Una doppia di Toffoli. L'arbitro non fischia. Intanto si prepara al servizio Matteus Dalagnol. Sacca, Corso, la copre Chillemi. Limberger la manda di linebacker, attacco centrale. Ancora Remo. 18-10. Corso al servizio. Si aiuta con il nastro. Toffoli, bruttissima per la Ganà, che tocca l'asta. 19-10. Toffoli dà una palla troppo lunga per la Ganà. Controlla la formazione il secondo arbitro del Letojanni. 19-10 il punteggio in diretta da Letojanni. Pronto un doppio cambio nel Letojanni. Entra il numero 8 d'Andrea. Esce Corso. E D'Andrea va al servizio. Chillemi riceve. Toffoli in bagger ancora. Out. L'attacco di Limberger. 20-10. D'Andrea ancora al servizio. E stavolta va out il servizio di D'Andrea. 20-11 il punteggio. Si prepara per la Jolly al servizio Andrea Presta. Palla molto alta, facile lettura, e il muro solitario di Domenico Laganà. 20-12. Eccolo qua, l'abbiamo rivisto nel replay. Andrea Presta, molto tesa. Nardi sfrutta questa brutta ricezione e ottiene il 13° punto. Chiesto time out da parte del Letojanni, quindi dal coach Centonze.
time out sul 20-13, serie positiva della Jolly di 3 punti. Squadre che rientrano in campo sul 20-13, presta al servizio della Jolly. Attacca ad Andrea, Murato. Attacco centrale di Remo, che continua a dare problemi alla Jolly. 21-13. Servizio Mazza, ancora forte, Matteo Dall'Agnol la tiene, la prende Nicolas Nardi come può, free ball per la Jolly, sbaglia tutto Alessandro Topoli, non è entrato con la testa giusta il palleggiatore della Jolly. 22-13. Mazza ancora, forte si aiuta col nastro, riceve Nardi, Tofoli verso Limberger, verso Bonati, pardon, mani fuori. Quindi c'è stato anche il cambio Bonati-Limberger e da qua non vedo nulla, i giocatori delle Toiane davanti. 22-14, Lagana al servizio. Molto forte sul libero, D'Andrea pronta ad attaccare. Pallone non viene recuperato. 22-14. 23-14. Si prepara il servizio Princiotta. No, scherzavo. Remo. Si asciuga il campo della Jolly. Remo corta su Limberger, recupera Matteo Stallagnol. Bonati, pardon, di nuovo. D'Andrea attacca, c'è solo Bonati, ma c'è un'invasione. 23-15. È proprio Matteo Bonati ad andare al servizio per la Jolly. Ottima esecuzione. Ventiquattresimo punto delle Toiani che si porta al set point. Schipilliti out, sprecato il primo set point delle Toiani. 24-16. Forte Nardi, sbaglia e si va sul 2 pari. 25-16. Il quarto set, si passa al quinto set. E il campo secondo me che non va. Si vince solo in un campo, è il campo quello là più vicino a voi. Dall'altra parte non si vince nulla. 25-16. Si va al quinto. Lo sapevamo, era una partita che prometteva spettacolo. Stiamo vedendo le squadre dominare
ad alternarsi. Prima la Jolly, poi le Toianni, poi di nuovo la Jolly, adesso le Toianni. Vedremo chi avrà la meglio nel quinto ed ultimo set. Si andrà al quinto set al palazzetto dello sport della scuola media Enrico Fermi di Letojanni. Squadre pronte a rientrare in campo, fischia il secondo. Due a 2, 0-0 il punteggio. Squadre che dovranno mettere l'anima in campo, dovranno fare di tutto e di più. Si controllano le formazioni. Tutto pronto, batterà Letojanni. Princiotta al servizio. Muro Jolly viene recuperato. Poi il pallonetto di Laganà, ancora Muro di Nicola Snardi. Un ottimo attacco. C'è Chillemi. C'è Laganà, c'è il tocco del Muro. Princiotta tocca il pallone ma va sul tetto del palazzetto che è un po' basso. 1-0 per la Jolly Cicofrondi. Laganà out, uno pari. Schipilliti al servizio, il centrale delle Letojanni. Sbaglia la ricezione Mateus Dalagnol. 2-1. Ancora Schipilliti al servizio. Mateus Dalagnol stavolta riceve bene. Nardi, grandissima schiacciata del centralone. Due pari. Sono rimasti impressionati anche i giocatori davanti a me. Sbaglia anche Limberger il servizio. 3-2, ancora Letojanni in vantaggio, che si prepara al servizio con Corso.
Tacca corso, Mateus Dallagnol non ce la fa. No, Limberger si tuffa, ma la palla va a finire out nell'altro campo. 4-2. Corso al servizio. Si asciuga il campo. Ancora forte, la palla va out. 4-3. Nardi al servizio. Stavolta non la forza. Riceve Mazza, Hasenwager Schifilliti. Non c'è la copertura dopo il tocco del muro della Jolly. 4-5-3. Ed è proprio Mazza ad andare al servizio. Salta Mazza, ma è out. 5-4. Jolly al servizio. Bellucci. Jump float su Mazza. Schifilliti verso corso. Il pallone è out. Riaggancia la Jolly. 5 pari. Ancora Bellucci. Sempre flottante, sempre su Mazza. È stata una grande schiacciata di Princiotta. Tocca il muro della Jolly, non c'è nessuno a coprire. Avanti di uno ancora una volta il Letojanni, 6-5. Remo al servizio. Jump float su Chillemi. Bellucci verso la Ganà. Prende di mira Remo. Una grandissima schiacciata dell'opposto 5 brondese. 6 pari. Non vedo nulla. Out. Il servizio della Jolly. 7-6. Il servizio del capitano Schifilliti. Riceve Mateus Dallagnol, Bellucci la smissa per la Ganà. Mette a terra. 7 pari. Ancora servizio Jolly. Samuele Aprile, preso di mira Mazza. Un'ottima schiacciata di corso. 8-7 e cambio campo. Jolly che quindi torna dalla parte di qua. In vantaggio Letojanni di un punto. 8-7. Si fanno sentire i tifosi della Jolly. A me inizia a scarseggiare la voce.
Matteus Dalagnol riceve, Bellucci sceglie e trova la Gana che mette a segno. Solito copione della Jolly, Matteus Dalagnol, Bellucci e poi la Gana. 8 pari. Ed è proprio la Gana ad andare a servizio. Si asciuga il campo e ora si può iniziare. La Gana tra i fischi del palazzetto, tenuta bene il servizio di la Gana, c'è il tocco del muro, ancora vantaggio del Letojanni, 9-8. Riceve Matteus Dalagnol, Bellucci, oh. Ancora Nicolas Nardi, che rotazione mostruosa. 9 pari. Eccolo qua, l'abbiamo rivisto nel replay. Si prepara al servizio Limberger. Forte quanto può, tacco centrale out. L'attacco di Remo, esulta alla grande Bellucci. 9-10, ottimo primo tempo della Jolly, che passa per la prima volta in vantaggio in questo set. Ancora il brasiliano Limberger al servizio. Sempre forte, sempre su mazza. Di Filliti, recuperato con il piede da Nicolas Nardi. La Gana costretto alla free ball. Altro attacco centrale, Nicolas Nardi si fa sentire in muro. 9-12, 9-11. Bravissimo Nicolas Nardi, prima il recupero di piede, poi il muro solitario al centro, e chiama timeout coach Centonze sul 9-11. Rivediamo il replay. Eccolo qua, questo è il recupero di Nardi, è stato bellissimo. Poi la free ball di la Gana, l'attacco centrale e il muro di Nicolas Nardi, che in queste situazioni si fa sentire, fa valere i suoi centimetri. 9-11, le squadre rientrano in campo. Ancora Jolly, Limberger al servizio. Stavolta sul libero. Oh! Ancora lui! Nicolas Nardi! Mamma mia che muro, ragazzi! Mamma mia! Mamma mia! Abbiamo rivisto il replay. Altro timeout chiesto da coach Certonze. Secondo timeout, uno dopo l'altro. Incontenibile Nicolas Nardi nelle ultime due azioni. Rientrano in campo le squadre. Jolly ancora al servizio. Jolly ancora con Alberto Limberger. Forte sempre sul libero. E c'è un'invasione. 9-13, un fallo. Bellucci chiamato sotto il seggiolo dell'arbitro, cartellino giallo. 9-13.
Non mi chiedete perché, evidentemente Bellucci ha esultato in qualche modo scorretto. Quindi il cartellino era rivolto a Bellucci. 9-13. Limberger. Ancora forte. Sempre sul libero. Free ball di Matteus dalla gol sfruttata. 9-14. Jolly al match point. Si fanno sentire i tifosi della Jolly. Limberger. Berto Limberger ancora forte, si aiuta con il nastro, palla che rimane lì e la Jolly porta a casa la vittoria. 3-2 di set. 15-9 l'ultimo set. Una grandissima Jolly, esultano tutti quanti. Li vediamo che festeggiano, tutti i tifosi della Jolly, tutti quanti insieme. Questa è una vittoria di squadra, una bellissima vittoria della Jolly. 3-2, non si fa sentire la pressione dell'ultimo set e la Jolly porta a casa una vittoria fondamentale per il campionato. Porta a casa 2 punti importantissimi per la classifica, 2 punti pesantissimi. 9-15, la Jolly allunga sulle Toianni. Eccoli qua, tutti i tifosi, tutti i giocatori che esultano alla grande. Abbiamo visto dominare solo da una parte del palazzetto, abbiamo visto solo la parte vicino a voi, vincente. Prima la Jolly, poi le Toianni, poi la Jolly di nuovo le Toianni e infine Jolly che porta a casa la vittoria. 9-15. Eccoli qua ancora una volta i tifosi immensi della Jolly al seguito della squadra, esultano tutti insieme. È una vittoria di gruppo, è una vittoria fondamentale che può far sognare tutti quanti per l'obiettivo playoff. Eccoli qua, continuano ad esultare alla grande. Non mi resta che augurarvi una buona fine serata. Arrivederci al prossimo appuntamento con l'Edicola di Pinuccio. Grazie per averci seguito anche quest'oggi.